Dopo essersi proposte nell'estate 2021 come location speciale per scatti di moda, le grotte di Villanova, nello scenario della maestosa Sala Regina Margherita, sono diventate per la prima volta in assoluto cornice di un'autentica sfilata di moda dedicata a vari brand del Friuli Venezia Giulia, grazie all'evento Artisti in Grotta, frutto della collaborazione tra l'agenzia Mac4U e il gruppo esploratori e lavoratori Grotte di Villanova, che hanno dato vita anche ad un'esposizione di opere d'arte proposte da artigiani locali e alla premiazione delle vincitrici della selezione regionale del concorso di bellezza Miss Universe 2023. Artisti in Grotta è un progetto che nasce con lo scopo di promuovere il territorio a 360 gradi. Quindi oggi all'interno delle grotte di Villanova noi porteremo le persone a visitare un luogo unico, quale le grotte di Villanova, dove potranno assistere a un evento altrettanto unico. Non si è mai visto, non si è mai sentito parlare di una sfilata in grotta. Ebbene sì, ci sono delle modelle che sfileranno con dell'artigianato locale, quindi le sarte sono tutte sarte friulane. Anche ci sono degli artisti che esporranno le loro opere di ceramica, una violinista, e quindi è tutto made in Friuli Venezia Giulia portato all'interno delle grotte di Villanova. Le grotte, diciamo, come dicevo, sono state scoperte per caso nel 1925. È stato fondato questo gruppo, Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova, che pian piano, con un lavoro volontario, ha prima scavato un primo ingresso artificiale, poi pian piano ha esplorato il ramo principale e le varie diramazioni. Oggi, e dico oggi perché domani può darsi che cambi, no? La grotta nuova di Villanova ha una lunghezza di circa 9.400 metri, no? quasi 9 km e mezzo. Beh sì, c'è questo evento che è bellissimo oggi veramente, è un po' la continuazione di quello che abbiamo fatto ante Covid un paio d'anni fa, 3 anni fa, quando abbiamo fatto la prima sfilata di moda in grotta. Molti erano scettici a fare una cosa del genere, l'abbiamo fatta ed è stata presentata alla settimana della moda internazionale a Milano, ha avuto un successo incredibile. Oggi facciamo qualcosa in più, no? E poi domenica prossima, in visione della Donata Nazionale degli Alpini di Udine, avremo il coro Ardito Desio della sezione ANA di Palmanova, che si esibirà con tutti i suoi componenti nella Sala Regina Margherita, quindi vi invito domenica prossima a venire a trovarci. È un luogo meraviglioso, è un importante sito turistico della nostra regione, potenzialmente noi siamo convinti che potrà crescere ancora molto e sarà importante per tutta l'Alta Val Torre, ma per tutta la Valle del Torre, perché insomma è un luogo meraviglioso del quale possiamo vantarci e penso sia un unicum a livello forse nazionale ed europeo. Beh, diciamo che la regione è sempre stata molto vicina alle grotte di Villanova, è vero questo? Ma insomma, penso sia un dovere che la regione stia vicino sia all'amministrazione comunale, che si dà tanto da fare per la promozione e per, diciamo così, tutta la parte anche infrastrutturale per poter permettere la visita delle grotte, e anche al gruppo dei lavoratori, al GELOG.
Luca Paoloni, sindaco di Lusevera, oggi questo meraviglioso evento nelle grotte di Villanova e bisogna dire che assolutamente questo è un posto splendido, molto importante anche per il turismo della zona. Assolutamente sì, le grotte di Villanova nel comune di Lusevera sono il punto attrattivo più importante, insomma, della Alta Val Torre e sono una vera e propria arte della natura, un lavoro durato millenni e che ci regala tutto questo splendore. Lusevera però è anche molto altro, vero? Vuole parlarci un po' del territorio? Anche dal punto di vista turistico ci stiamo avviando verso la bella stagione? Lusevera è cultura, abbiamo un museo etnografico proprio a Lusevera che viene valorizzato e dobbiamo ancora valorizzarlo meglio. Abbiamo tantissimi sentieri che possono essere percorsi sia a piedi che in bici. Siamo anche riconosciuti come MAB UNESCO, quindi un territorio in cui l'uomo ha saputo integrarsi con la natura e siamo anche territorio del Parco Naturale delle Prealpi Giulie.